Domani, 31 dicembre, Sì, come lo trascorrerà? in casa. A casa con i parenti, siamo a casa tranquilli. È meglio non andare tanto in giro di questi tempi. L'ultimo dell'anno a casa da sola col marito e il primo dell'anno sempre sui monti a camminare. Io a casa tranquillamente. Qualche invito c'è, ma evito. A casa, tranquillamente a casa. Ma con qualche anche parente? La mamma e il papà e la suocera, che così facciamo una cena tranquilla per festeggiare la fine e l'inizio. Casa di amici, tutti tamponati, tutti vaccinati. Sono cambiati gli anni, bisogna essere un po' responsabili. A casa con i miei genitori. Io devo partire a inizio gennaio, quindi è meglio che io stia tranquilla e non vada nelle nicchie con tante persone forse. A casa con mio marito. In famiglia. In famiglia, sì, siamo a casa. Ma con qualche amico? Familiari, con familiari. Sì. Assolutamente sì, anche perché abbiamo una bimba piccola, quindi cerchiamo di non spostarci, ecco. A casa, famiglia, io, mia figlia e mia moglie. A casa con mio marito e mia madre. Famiglia e sì, staremo a casa, una cena casalinga e basta. Questo è il nostro Capodanno.